Si è svolta ieri sera in occasione del 70° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana la cerimonia di consegna del premio ANCRI, Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sezione territoriale di Agrigento, diretta dal Cavalier Pietro Sicurelli, presso i locali del Circolo Empedocleo. I premi sono stati assegnati al frate Don Biagio Conti, a Giulio Francese, presidente dell'Ordine dei giornalisti, al magistrato Graziella Luparello, al dottor Carlo Dell'Utri, direttore dell'unità operativa di ortopedia dell'ospedale di Mussomeli. I lavori sono stati coordinati da Ivana Sicurelli, responsabile estera dell'ANCRI. Hanno relazionato il professor Enzo Lessi, Michele Rondelli e il sociologo Francesco Pira. La serata è stata allietata dalle musiche del maestro Edoardo Savatteri. Ha introdotto i lavori il cavalier Pietro Sicurelli, soffermandosi sulle finalità del premio. Oggi è la giornata conclusiva di questo premio, il cui iter è iniziato già a marzo scorso. Praticamente abbiamo inteso con questa attività dare dei riconoscimenti a coloro i quali hanno operato nel sociale e si sono distinti nel tipo di attività che hanno portato avanti senza grandi clamori mediatici. In genere assegnare un premio a coloro i quali hanno notorietà è una cosa facile. Noi abbiamo voluto scegliere fra una serie di proposte che ci sono arrivate, abbiamo voluto scegliere quelle persone che abbiamo ritenuto degne di questo riconoscimento prestigioso dell'ANCRI, che però non hanno avuto grande clamore perché con umiltà hanno lavorato con grande umiltà ma con grande intensità per portare avanti i loro progetti. L'ANCRI è molto attenta anzitutto alle istituzioni locali e al rispetto delle regole e della Costituzione italiana. Questa manifestazione non a caso oggi organizzata in concomitanza con il 70° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana. Per quanto mi riguarda, io sono qui in veste non solo di moderatore ma anche di consigliere nazionale dell'ANCRI con delega alle relazioni estere, a sottolineare l'impegno di questa prestigiosa organizzazione non soltanto per quanto riguarda il territorio italiano ma anche a far rispettare quelli che sono i valori della nostra Repubblica, della nostra Costituzione nei paesi che sono esteri, all'interno delle comunità italiane che si trovano fuori dall'Italia. Parlare del valore della Costituzione oggi assume un valore molto importante, soprattutto se lo si abbina al valore della legalità. Oggi saranno consegnati dall'ANCRI dei premi a delle persone che si sono distinte per la loro attività, ribadendo appunto l'impegno nel sociale, nella cultura, nell'antimafia, e abbinarlo al valore della Costituzione, al rivendicare i diritti che noi italiani abbiamo, non dimenticandoci che siamo portatori di doveri, è sicuramente importante. Il senso è anche quello di rivendicare il valore della Costituzione e giornalisti, tutto il mondo della comunicazione devono lavorare per raccontare che cosa la nostra Costituzione rappresenta e qual è stata l'importanza in questi 70 anni di vita. Io sono sorpreso un po' e molto soddisfatto di questo premio che giunge a sorpresa e che serve a riconoscere un impegno di chi si adopera sul territorio. Io non penso di avere fatto niente di particolarmente straordinario, se non essere coerente con i valori in cui credo, quelli della legalità, e parlando della legalità devo associare anche il valore della memoria per il significato, per il ricordo di tante persone che hanno perso la vita per una Sicilia migliore. Coerenti con i loro valori, il loro essere uomini che non si sono piegati. E quindi io nel mio piccolo faccio questo, quando posso, in occasione, racconto la storia di mio padre, racconto la storia di mio fratello Giuseppe, racconto, come dire, l'importanza e la coerenza del loro impegno. E cerco di trasmettere questi valori parlando di legalità, facendo capire ai ragazzi che anche se non c'erano quando la Sicilia ha conosciuto uno sterminio di innocenti per mano della mafia, è comunque, come dire, una storia che appartiene anche a loro e che è giusto che loro conoscano, così come conoscono le storie di questi uomini di cui devono andare fieri. Sicuramente è motivo di
felicità perché si vede riconoscere tanto lavoro effettuato in silenzio dedicato a chi ha bisogno in un territorio disastrato come quello del Vallone, di Mussomeli, che noi definiamo un ospedale di montagna, un ospedale di trincea, quindi chiaramente non ci immaginavamo di essere nominati. Sicuramente ci fa tanto piacere, questo sì, perché vede riconosciuto questo premio, con questo premio tutti i sacrifici che abbiamo fatto, che io chiaramente vorrei estendere, voglio estendere a tutti i miei collaboratori, perché la nostra è un'equipe e senza un'equipe non si va lontano.